Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Ancora episodi violenti a Palermo. Decine di persone assaltano la polizia in difesa di due ladri che avevano appena rubato una moto e un nordafricano tenta di violentare una turista svizzera. C'è un messinese indagato per il duplice omicidio 35 anni fa a Catania di due coraggiosi imprenditori uccisi da Cosa Nostra per aver detto di no al pizzo. Perquisita l'abitazione dell'uomo sotto inchiesta e l'impresa di un'altra persona legata all'indagato. Dal carcere ai domiciliari. Emanuele Bonafede, marito di Lorena Lancieri, vivandiere e amante di Matteo Messina Denaro, avrà l'obbligo del braccialetto elettronico. In appello gli era stata ridotta la pena. Ancora paura di Ossina nel siracusano dopo il rogo divampato all'Ecomac. Per l'esperta i rischi per la popolazione sono limitati se l'esposizione è durata pochi giorni. Continua l'ondata di indignazione per l'orribile uccisione di Timida, la cagnolina legata sui binari della ferrovia a Siracusa. Interviene la parlamentare Maria Vittoria Brambilla con la nuova legge carcere e maximulte. Weekend al mare, il Codacons stila il decalogo del bon ton in spiaggia. Niente schiamazzi, evitare i tuffi che sommergono i vicini in acqua, no allo shampoo sotto la doccia. Calcio riparte domani con la preparazione estiva alla stagione del Palermo che ha come obiettivo la conquista della promozione in Serie A. Sul mercato ancora da definire l'affare Palumbo con il Modena. Lunedì Catania a Norcia per il ritiro. Ufficiale l'ingaggio di Casasola mentre Anastasio firma per la Salernitana. Bentrovati, lo avete sentito a Palermo, decine di persone contro la polizia in difesa di due ladri che avevano appena rubato una moto. È successo ieri in centro e sempre nel capoluogo un nuovo tentativo di violenza nei confronti di una turista. Un nordafricano avrebbe tentato di violentare una giovane svizzera. Ci dice tutto nel servizio Marco Gullà. Avevano appena rubato una moto, poi l'inseguimento in centro, lo schianto frontale con la polizia e la folla che scende in strada per aiutare due ragazzi a scappare. È quanto successo tra Piazza San Domenico e via Giovanni Meli a Palermo, dove gli agenti, dopo l'incidente, sono riusciti a bloccare e arrestare due ragazzi poco più che ventenni che adesso dovranno rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell'inseguimento, due dei ricercati sono riusciti a scappare, due invece gli agenti feriti. Quel che emerge è ancora una volta uno spaccato desolante, con decine di persone schierate a favore di chi ruba e contro gli agenti di polizia. Notte da incubo invece alla calza per una giovane turista svizzera. Un uomo nordafricano l'avrebbe seguita e una volta arrivati all'altezza di Porta dei Greci l'avrebbe afferrata per un braccio e trascinata in un angolo buio con l'intento di stuprarla. La ragazza è riuscita a scappare e a rifugiarsi in questo chioschetto allestito per il festino di Santa Rosalia. I proprietari sono riusciti a mettere in salvo la ragazza ed accompagnarla nell'albergo dove alloggiava. Momenti di tensione anche in periferia, dove un uomo di 68 anni ha danneggiato con una mazza decine di auto parcheggiate, poi si è barricato in casa, ma per fortuna è stato bloccato prima che potesse fare gesti inconsulti. È stato denunciato. E sempre a Palermo, vicino a Porta dei Greci, la polizia ha fermato un ghanese di 57 anni per atti osceni in luogo pubblico. L'intervento degli agenti è stato sollecitato da una minorenne visibilmente scossa. L'uomo, già segnalato in precedenza per episodi analoghi, è attualmente sprovvisto di documenti validi ed era già stato espulso dall'Italia. Si riapre il caso del duplice omicidio degli imprenditori Rovetta e Vecchio delle ex acciaierie Megara uccisi dalla mafia nel 1990 perché rifiutarono di pagare il pizzo. Alla fine l'azienda pagò 1 miliardo e per la Procura Generale di Catania un ruolo da negoziatore l'avrebbe avuto un imprenditore messinese. Sentiamo.
1 miliardo di vecchie lire è la somma che sarebbe stata corrisposta dalle ex acciaierie Megara a Cosa Nostra dopo la morte degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, rispettivamente di 33 e 52 anni, uccisi il 31 ottobre del 1990 nel sito delle acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di Pizzo. Un vecchio caso sul quale la Procura Generale di Catania dallo scorso 9 gennaio è tornata ad indagare dopo diverse archiviazioni. Secondo la ricostruzione della Procura, dopo quell'episodio, Amato Stabiumi ed Ettore Lonati di Alfa Acciai, società bresciana che dopo la morte di Rovetta deteneva le quote di maggioranza della Megara, hanno deciso di corrispondere a Cosa Nostra 1 miliardo di lire provenienti da provviste in nero appositamente create nella gestione della società. Un pagamento per cui avrebbe avuto un ruolo da mediatore Vincenzo Vinciullo, imprenditore 81enne, che è indagato e che in passato aveva svolto il ruolo di agente di commercio della Megara, oggi Acciaierie Sicilia. Secondo l'accusa, l'attività estorsiva è poi andata avanti per anni. Il nome di Vinciullo è contenuto nell'informativa Grande Oriente, una vasta indagine prima della DIA, poi del Rosso, sulla famiglia di Cosa Nostra di Caltanissetta, basata sulle dichiarazioni dell'infiltrato Luigi Lardo, ucciso dalla mafia a Catania, e nella corrispondenza su Pizzini che il capomafia Bernardo Provenzano riceveva ed inviava tramite Simone Castello. A Marsala un albanese è stato condannato a 3 anni di carcere per rapina e lesioni personali all'ex compagna. Al culmine di un'accesa discussione l'uomo l'ha afferrata per i capelli facendole sbattere la testa contro un muro, colpendola pure al volto. Emanuele Bonafede di Campobello di Mazara, marito di Lorena Lancieri, la vivandiera e amante di Matteo Messina Denaro, è stato posto ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. In appello Bonafede, accusato di favoreggiamento, ricordiamo, aveva visto ridotta la pena. Laura Spanò. Va ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico Emanuele Bonafede di Campobello di Mazara, marito di Lorena Lancieri, la vivandiera e amante del boss deceduto Matteo Messina Denaro. L'avvocato di Bonafede, Clizia Ferro, ha sottolineato che per il suo assistito sono state ritenute dalla Corte d'Appello di Palermo attenuate le esigenze cautelari e quindi è stato posto ai domiciliari. Emanuele Bonafede in appello aveva avuto ridimensionata la pena da 6 anni e 8 mesi a 4 anni e 4 mesi per favoreggiamento. Anche la moglie Lorena Lancieri in appello aveva avuto ridotta la pena da 13 anni e 4 mesi a 5 anni e 8 mesi ed era caduta l'accusa di concorso esterno riqualificata in favoreggiamento personale e procurata in osservanza della pena. Emanuele Bonafede e la moglie erano stati arrestati il 16 marzo del 2023, 3 mesi dopo la cattura del boss a Palermo. Emanuele Bonafede è cugino di Laura Bonafede e del geometra Andrea Bonafede che diede l'identità al boss e poi è fratello dell'ex operaio Andrea Bonafede, in atto sotto processo in Corte d'Appello a Palermo. La polizia ha arrestato in un B&B di Catania, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un cittadino svedese di 31 anni ricercato per truffa e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2020 l'uomo ha truffato decine di acquirenti di orologi di lusso che poi sono risultati falsi. E adesso torniamo a parlare del caso di Ossina ad Augusta. Ancora tanta paura nel comprensorio sovrastato dai fumi diffusi durante l'incendio che si è sviluppato nell'impianto di smaltimento dei rifiuti Ecomac. Per l'esperta i rischi per la popolazione sono limitati se l'esposizione però dura pochi giorni. Lorena Dolci. A distanza di 8 giorni dal rogo che ha mandato in fumo tonnellate di plastica, non sono ancora spenti i focolai all'Ecomac, l'azienda per lo smaltimento di rifiuti di Augusta. I vigili del fuoco sono sul posto, la colonna di fumo non c'è più, ma resta la paura per quelle esalazioni che per giorni hanno offuscato l'aria. Il verdetto dell'ARPA è stato chiaro, superati i limiti di diossine e altre sostanze contaminanti, anche se poi i venti hanno favorito la dispersione. I sindaci del comprensorio, che va da Siracusa a Melilli, da Priola a Floridia, hanno ritirato le ordinanze di stare al chiuso, ordinanze che peraltro in pochi avevano rispettato in piena estate. L'esposizione temporanea della popolazione per un paio di giorni, se fosse stata effettivamente molto importante, avrebbe dato già degli effetti a livello della cute, del fegato, del metabolismo del glucosio.
Resta la raccomandazione di lavare bene gli ortaggi prima di consumarli, mentre sono in corso campionamenti sulle coltivazioni della zona. E adesso sarà da vedere quello che dall'atmosfera riesce a ricadere sul suolo e ad essere assorbito da vegetali e animali e che possa permanere eventualmente sulle acque. Il sindaco di Augusta Di Mare ha denunciato intanto l'azienda per disastro ambientale e la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Dubbi sulle misure di sicurezza adottate nello stabilimento, dove già 3 anni fa si era sprigionato un grosso rogo. Non deve più accadere, ha tuonato ieri il prefetto di Siracusa, Signer, che ha disposto controlli su tutti i 28 impianti di stoccaggio della zona. E a proposito di incendi, c'è un'ultima ora, sono stati 10 gli incendi che hanno visto impegnati la protezione civile, i forestali e i vigili del fuoco in Sicilia. La provincia di Catania risulta la più interessata, con diverse zone appunto colpite dai roghi, ma incendi si sono sviluppati anche a Ragusa, a Trapani, ad Agrigento e a Palermo. E a proposito di Palermo c'è un'altra notizia: la Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso di allerta arancione e pericolosità media per rischio incendi e una temperatura massima percepita di 34 gradi per le prossime 24 ore appunto nel capoluogo siciliano. E adesso la politica. Catania ospita gli stati generali delle politiche giovanili con il ministro Abodi, che annuncia a breve una legge unica per il settore. È andato per noi Luca Ciliberti. Stiamo per varare la settimana prossima, forse quella successiva, il primo disegno di legge sui giovani, che sarà una specie di testo unico. È la prima volta nella storia della Repubblica. Questo non risolve il problema, ma è una testimonianza di volontà di semplificare e di mettere a disposizione gli strumenti di varia natura. Gli eventi come questo chiaramente sono finalizzati a coinvolgere sempre di più i giovani e fare in modo che anche loro possano dire la propria. Catania ospita gli stati generali delle politiche giovanili, un centinaio di ragazze e ragazzi pronti a confrontarsi sulle sfide del futuro. Un evento che ha portato a Catania il ministro Abodi, che ha anche la delega allo sport, primo elemento di aggregazione e formazione. La sfida è quella di ridurre il numero dei NEET, ovvero coloro che non svolgono e non cercano alcun lavoro. Quelli che vengono chiamati freddamente i NEET sono molto di più di un acronimo, sono vita che deve riprendere con una sua normalità. Catania e Palermo sono state inserite dal governo Meloni nel decreto Caivano, che punta a risanare le periferie di San Cristoforo e Borgonuovo con opere e progetti di inclusione sociale. Il decreto Caivano e politiche giovanili dialogano nella misura in cui gran parte dei progetti, direi tutti i progetti a Caivano e nelle altre 8 centralità, sono dedicati principalmente ai giovani, a offrire opportunità molto spesso di carattere sportivo. Qui a Catania voi sapete che c'è un progetto che riguarda San Cristoforo, dove lo sport è meno presente, ma comunque il messaggio è dedicato quasi esclusivamente ai giovani. Il coinvolgimento delle nuove generazioni in questo senso diventa fondamentale per la crescita del paese. A Palermo invece incontro del PD per promuovere la pace nel Mediterraneo. Tra gli ospiti Gianni Cooperlo, una presenza che rafforza la leadership regionale del segretario Barbagallo. Vediamo. Il Partito Democratico condanna i conflitti in corso in Medio Oriente e nel Mediterraneo. A Palermo promuove un incontro sulla pace dal Mediterraneo all'Europa. È un mondo in fiamme, è un mondo che restituisce un'attualità a parole che pensavamo rimosse dal nostro vocabolario, dall'agenda: guerra, sterminio, genocidio. E allora il compito della politica è quello di rimettere al centro i temi della pace, del disarmo, della convivenza, del dialogo tra le religioni. La presenza di Gianni Cooperlo in Sicilia non è casuale e rafforza la segreteria regionale di Anthony Barbagallo. La Sicilia, secondo il Partito Democratico, potrebbe diventare fondamentale nel processo di pace, proprio per la presenza di avamposti NATO come Sigonella. E il rischio è di diventare una piattaforma di guerra al centro del Mediterraneo. Noi dobbiamo contestare e contrastare questa prospettiva, perché solo la pace, solo la costruzione della pace, solo la ripresa del dialogo, della cooperazione nel Mediterraneo diventa la premessa per ogni prospettiva di sviluppo e di benessere della nostra regione. Al convegno ha partecipato anche il segretario regionale Anthony Barbagallo, appena riconfermato dopo un congresso di fuoco che ha dato vita a una nuova segreteria siciliana senza ribelli.
Torniamo a parlare dell'atroce morte della cagnolina Timida avvenuta a Siracusa, è stata legata sui binari della ferrovia. Adesso interviene anche l'onorevole Maria Vittoria Brambilla che, ricordiamo, ha proposto una nuova legge proprio per inasprire le pene per chi maltratta gli animali, con legge che naturalmente è entrata in vigore. Con questa nuova legge chi sevizia, uccide e organizza combattimenti rischia il carcere e maxi multe. Francesca Loi. È su questi binari che Timida è stata legata viva per poi essere uccisa da un treno in corsa. La storia della cagnolina Timida continua a indignare tutta Italia, un'efferatezza che fa rabbrividire. Annuncio sin d'ora la costituzione di parte civile della nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Timida, almeno questo ti dobbiamo. Per un caso come Timida parliamo di 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. Io auspico che la magistratura agisca in fretta e soprattutto applichi il massimo delle pene possibili. Ad oggi però non ci sono indagati, anche se la procura sta valutando gli elementi per aprire un'eventuale inchiesta. Chi ha fatto tutto questo con la nuova legge Brambilla rischierebbe quindi carcere e maxi multa. Però la riforma, in vigore dal 1 luglio, non può essere retroattiva. Il fatto è avvenuto prima del 1 luglio, parliamo della mia riforma attesa da 25 anni che finalmente ribalta la prospettiva di tutela degli animali, oggi soggetti giuridici portatori di diritti in quanto esseri senzienti, e inasprisce tutte le pene per chi commette reati nei loro confronti, rendendogli finalmente giustizia. Non solo chi uccide crudelmente, ma anche chi organizza i combattimenti rischia grosso. Oltre al carcere anche una sanzione, che può arrivare fino a 160.000 euro. E per fortuna ci sono tante altre persone che invece amano e rispettano gli animali, perché spesso riescono a portare anche sollievo ed emozioni a chi soffre, ai pazienti. Ad Agrigento, per esempio, 2 Golden Retriever sono stati in corsia alla radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio per l'iniziativa di Pet Rainbow. Davide Sardo. Coccole e sorrisi tra le corsie dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove Ariel e Margot, 2 Golden Retriever dell'associazione Pet Rainbow, sono entrate nel reparto di radioterapia per regalare un momento di leggerezza ai pazienti. Emozioni, giochi e tenerezza in un contesto difficile dove anche un semplice gesto può fare la differenza. L'iniziativa rientra nel progetto di Pet Therapy già attivo nella struttura e punta a umanizzare le cure attraverso il contatto con gli animali. Serve proprio ad aumentare la fiducia nei trattamenti e anche a determinare una maggiore empatia, che attraverso l'animale poter aumentare anche l'empatia col personale sanitario e quindi abbattere un po' quelle barriere che ci sono a volte tra il paziente e operatore sanitario, e per aumentare anche quelle che sono le capacità del paziente di affidarsi con fiducia a questo percorso. Tra i momenti più toccanti il suono della campana della vittoria da parte di Aldo, paziente in fase conclusiva del trattamento, accompagnato dai 2 cani e dagli applausi del personale. Un'esperienza che unisce scienza, empatia e amore. Fine settimana in spiaggia per tanti, ma rispettando gli altri. Infatti il Codacons ha stilato un decalogo del bon ton per chi va al mare. Desiree Ferlito. Genitori, parlate con tono. Se dovete chiamare o rimproverare i vostri figli, alzatevi e fatelo di persona. Urlare dalla sdraio disturba chi cerca un po' di silenzio, e questo è vero. Oh papà! Oh! Senta, guardi che c'è suo figlio che la chiama, Ha ragione, scusi. Edoardo è completamente distratto, quindi bisogna alzare il volume, mi sa. Vieni qua, non dare fastidio, dovresti dire. Vieni qua, Edoardo! Un po' più piano? Edoardo, non dare fastidio, vieni qua. Evitate telefonate a voce alta e note vocali a tutto volume.
Sarebbe un discorso sano, soltanto che non viene ascoltato. Fotografare e riprendere altri bagnanti, anche accidentalmente senza il loro consenso. Senza violare la privacy degli altri. Anche perché non si sa gli altri se sono, diciamo, liberi in giro o meno. Niente tuffi rumorosi o schizzi improvvisi, si gode di un bagno tranquillo e non deve essere disturbato. Per me è un po' discutibile. Siamo al mare, dico no, dai, al mare se non fai schizzi. Motta do 4 pizze e si ne esci da quell'acqua, hai fracicato tutti, hai fracicato. Nel decalogo del Codacons anche il rispetto degli spazi altrui. Troppo spesso vengono invasi i limiti con borse, sdraio e giocattoli, ostruendo il passaggio verso il mare. Le docce servono a rinfrescarsi, evitare l'uso di saponi e shampoo che inquinano. Sport e giochi solo negli spazi consentiti, cani sì, ma nel rispetto degli altri. E per finire la buona educazione nei confronti dei venditori ambulanti. Se non siete interessati è sufficiente un cordiale no, grazie. Non sono necessarie discussioni né trattative infinite sotto il sole. Beh, da oggi sicuramente seguiremo questi consigli. E adesso invece la rassegna cinematografica La sconfinata giovinezza di Pupi Avati. Questa sera la proiezione del film La seconda notte di nozze, presente anche il grande regista bolognese, con lui il fratello Antonio Avati, Katia Ricciarelli ed Enrico Loverso. Sentiamo. C'è grande attesa da Cireale per l'arrivo di Pupi Avati, protagonista della rassegna cinematografica La sconfinata giovinezza, organizzata dalla città di Cireale con il sostegno della regione siciliana e con la direzione artistica di Mario Patanè. Ha fatto oltre 50 film, ne abbiamo scelti 4 delle 9 che abbiamo recensito. Questa sera alle 21 alla Villa Belvedere di Acireale con il regista Pupi Avati saranno ospiti anche il produttore e sceneggiatore Antonio Avati, Katia Ricciarelli ed Enrico Loverso per la proiezione del film La seconda notte di nozze. Ad accogliere il pubblico l'assessore alla cultura Enzo Di Mauro. Il risultato finale è quello che si vede, è quello che vede il pubblico, ma dietro c'è un grande lavoro, una grande organizzazione. Il forte evento ha reso impossibile la proiezione di Impiegati, secondo film in programma, girato da Avati nel 1985, di cui l'attore Claudio Botosso ricorda. In questo film c'era forte anche il senso dell'amicizia, c'è la storia di questi due ragazzi che vivono insieme, no? Questo io ho di Pupi, che, no? Questo senso dell'amicizia molto forte che lui ha. Il regista sarà presente anche alla serata conclusiva della rassegna, domani alle ore 21. Prima della proiezione del film Dante saranno protagonisti anche Antonio Avati, Alessandro Sperduti e Luigi Boneschi. Noi facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Palermo e Catania che si preparano al ritiro, ma poi anche le ultime di calciomercato. A tra poco, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il calcio, il Palermo si prepara al ritiro in Valle d'Aosta, sul fronte del mercato. Invece i rosanero, che hanno in mano Gyasi, non riescono ancora a definire l'affare Palumbo con il Modena in uscita VR. Marco Gullà. Come nelle montagne russe, il mercato del Palermo è un sali e scendi continuo. Trattative che sembrano definite e che poi improvvisamente si arenano, come quella con lo Spezia per Salvatore Elia. Ma anche per il centrocampista Palumbo la musica sembra essere la stessa. Il calciatore ha già tempo detto sì ai rosanero, ma l'accordo tra le due società non è ancora stato trovato. L'opzione Sarici come pedina di scambio è saltata, ma si può ancora arrivare al giocatore o pagando circa 2 milioni o aggiungendo un'altra contropartita. Gyasi invece è già in mano e la prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. In difesa resta viva la pista per Bani, anche se il Genoa propone un rinnovo. Il calciatore attratto dal Palermo riflette sul da farsi. L'alternativa sarebbe Cistana, ex Brescia. Come under, Lucchesi della Fiorentina è sempre in pole, ma piace anche Cittadini. In uscita anche Verre, che è stato proposto al Pescara, Insigne e Di Mariano verso Avellino e Bari. Entrambi non partiranno per il ritiro in Valle d'Aosta, in programma da domani. Prosegue infine, senza sosta, la campagna abbonamenti. Dopo soli 4 giorni di prelazione sono già 7.411 le tessere rinnovate per la stagione 2025-2026. Un dato certamente positivo. L'obiettivo del club è quello di superare le 13.000 tessere dello scorso anno.
Lunedì invece inizia il ritiro di Norcia per il Catania. Queste ore sono caratterizzate dagli arrivi dei giocatori, anche dei nuovi che faranno parte del gruppo rossazzurro. Ufficiale l'ingaggio di Casasola, mentre Anastasio ha risolto il contratto e firmato per la Salernitana. Francesco Triolo. La partenza per il ritiro di Norcia è alle porte, quindi queste sono ore di fermento in casa Catania. C'è da organizzare tutto il lavoro, c'è da completare la lista dei convocati. Lo scalo di Fontanarossa è diventato un crocevia piuttosto trafficato in arrivo e partenza. L'ufficialità di Mattia Maffei, che torna al Trento, è stata la prima, quindi è stata la volta di Armando Anastasio, che era fuori dai convocati di Toscano. Ha risolto il contratto e si è accordato con la Salernitana dell'ex direttore sportivo Daniele Faggiano con un contratto biennale. Restano da definire le posizioni di Guglielmonti e Montalto, che dovrebbero anche loro andare via. Sono già a Catania invece il difensore Simone Pieraccini e l'attaccante Alex Rolfini. I due giocatori, il primo proveniente dal Cesena e il secondo dal Vicenza e attualmente svincolato, dovrebbero mettere la firma sul contratto nelle prossime ore. È arrivata invece da qualche minuto l'ufficialità di Casasola, già in città da qualche giorno. Continua invece la trattativa per Donnarumma, ma anche il terzino, fuori dai convocati del Cesena, sembra sempre più vicino al Catania. Il Catania che prova a rinforzarsi anche sugli esterni. I rossazzurri hanno sondato Manuel Marras della Reggiana, sul quale però ci sarebbe anche il Vicenza. Ancora una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Amici di Qui Studio. Prima di chiudere, mobilitazione questa mattina in contrada Cuccumella e Lentini nel Siracusano, nei terreni della cooperativa Beppe Montana Libera Terra, una cooperativa antimafia. Sindaci del territorio di Lentini, Carlentini, Francofonte, parlamentari, sindacati, tutti hanno manifestato solidarietà alla cooperativa che ha subito 2 furti per migliaia di euro e un incendio di 20 ettari di grano duro biologico nelle ultime settimane. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per aver seguito il TG Sicilia, vi auguro una buona serata.